1, 2, 3, battete! Dai, dai, dai! Sono stati i bambini, come è giusto che sia, i protagonisti assoluti della cerimonia per l'accensione dell'albero di Natale di Portofino a 40 giorni circa dalla mareggiata che ha isolato il borgo distruggendo la strada di accesso nella zona di Paraggi. Benedetto dal parroco Don Alessandro Giosso, l'albero illuminato rappresenta la speranza di un paese che vive grazie ai suoi visitatori e che ora, grazie alla passerella percorribile fino a Natale per alcune ore al giorno dai soli residenti, guarda al futuro con più ottimismo, anche perché i turisti comunque non sono mancati neppure in questa fase di isolamento. No, i turisti non hanno lasciato Portofino, neanche qualche commerciante che nonostante le difficoltà ha aperto lo stesso. Abbiamo avuto sin dall'inizio la farmacia comunale aperta la mattina dalle 10 alle 2, il mini market, il negozio di alimentari presente a Portofino e i turisti arrivavano comunque con i battelli via mare o via terra, a piedi dalla pedonale sul monte. Gli appartamenti in affitto B&B apriranno i battenti di nuovo dopo un piccolo periodo di pausa per le vacanze di Natale, quindi con la possibilità di poter bere un caffè, mangiare qualcosa, comprare comunque anche sul posto, e i gestori degli appartamenti hanno dato questa disponibilità ed è un segnale molto molto positivo, direi. L'obiettivo resta sempre quello della strada nuova completata entro Pasqua, ma per il momento il clima di festa la fa comunque da padrone e per questo il sindaco Matteo Viacava ha voluto in questa occasione consegnare ai 7 bambini che ogni giorno sono andati a scuola con la motovedetta della Capitaneria di Porto e con il sorriso un attestato speciale perché, ha sottolineato, hanno affrontato l'emergenza da veri adulti. E proprio i bimbi portofinesi hanno intonato alcuni canti, prima di quelli proposti dal piccolo coro San Girolamo Emiliani e dai brani tradizionali intonati dal baritono Carlo Prunali e dalla soprano Chiara Bisso. Fra volti noti e gente comune, nella semplicità di questo gesto c'è stata tutta la speranza di un borgo bellissimo che ora vede davvero la luce, ma che in fondo non ha mai perso né la speranza né il gusto del saper vedere il lato positivo delle cose. Per me mi sembrava di essere tornata bambina, perché una volta noi eravamo così, perché se non avevi tu la macchina fino a 18 anni noi si viveva in piazzetta, siamo ritornati 30 anni fa. Cioè per me anzi eravamo più uniti perché prendendo anche il traghetto ci vediamo tutti, c'è più comunità. Quindi c'è anche un aspetto positivo forse in questo? Sì, per me sì, sì. C'è da dire che siete gente forte che non avete mollato. Beh, siamo gente di mare per forza.